Il documentario può rappresentare un modo per osservare la realtà in maniera magari più vera e critica rispetto al cinema di finzione. In questo senso può essere uno strumento molto importante per leggere la realtà contemporanea e offrire uno sguardo sul reale. Allora, io ho utilizzato questa formula narrativa perché mi sono reso conto che il documentario non bastava più per poter esprimere al meglio il mio punto di vista sulla realtà contemporanea, perché molto spesso veniva filtrato, ad esempio dai testimoni che andavo a intervistare. Cioè, il documentario è una forma espressiva molto bella, però molto difficile da realizzare, soprattutto se si hanno poche risorse, se si, diciamo, ci si può permettere di stare sul campo tanto tempo, fare una preparazione molto lunga e quindi ho creato un tipo di narrazione che è molto più diretta, che mi ha permesso di riutilizzare il bagaglio acquisito attraverso diciamo, la mia ricerca nel campo del documentario, però ibridando tutto attraverso una narrazione di finzione per mezzo della quale ho voluto esprimere il mio punto di vista sulla realtà che andavo a raccontare. Beh, diciamo che i documentari hanno pochissimo spazio, quindi un festival come questo sicuramente può contribuire alla divulgazione di queste opere e fare in modo che gli autori possano trovare uno spazio adeguato per proporre e mostrare le loro opere.